Mario Gaziano intervista lo scrittore Pascal Schembri sulla presentazione a Roma del suo volume Marcello Mastroianni, in concomitanza di Roma Cinema Fest 2024, dedicato proprio a Mastroianni nel centenario della nascita. Incontro particolarmente interessante e importante con lo scrittore Pascal Schembri del Real Monde, ma ormai vive in Francia da sempre, per una ragione specifica. Punto fermetto che lo dedichiamo infatti a questo particolare incontro in occasione della presentazione del volume Marcello Mastroianni nei 100 anni dall'anniversario della nascita, che Pascal Schembri ha presentato a Roma alla scuola inglese One Center, in concomitanza con il Festival del Cinema di Roma, Roma Cinefest, festa del cinema. Sì, la festa del cinema, adesso hanno detto... Dedicato quest'anno il festival proprio a Marcello Mastroianni. Quindi un'occasione importantissima per la presentazione del volume di Pascal Schembri, che è stato pubblicato in quale anno, Pascal? È stato pubblicato nel 2014. Ti volevo chiedere il tuo incontro occasionale da spettatore e poi da amico con Marcello Mastroianni. Come è avvenuto e dove è avvenuto? Allora, il mio incontro è venuto nel 1984 a Parigi, al teatro Montparnasse, perché io abito di fronte al teatro. E quindi quando sono arrivato dall'Italia ho visto che c'era questo grande manifesto e quindi sono andato lì al teatro, non c'erano posti, alla fine sono riuscito ad avere un ingresso e sono stato, diciamo, al quinto piano, proprio in loggia. E io ho sentito Marcello recitare e alla fine ho detto... Ti ricordi quale testo recitava? Lui ha fatto Cin Cin, è una pièce americana in francese, naturalmente, è rimasto lì 6 mesi. E quindi quando è finita la pièce, lo spettacolo, sono andato nel suo camerino a salutarlo, mi sono presentato così e colà, e dice: allora come sono andato? Ho detto: veramente io ho sentito solo la voce, non l'ho visto. Perché? E ho detto: perché ero al quinto piano davanti a una colonna e quindi ho sentito la voce. E così lui, scherzando, mi fa: lasciami il nome e cognome, e domani ritorni e dopo vedrai. Ed ero in seconda fila. Senti, quindi è incominciata così la nostra... è stato presentato a Roma la settimana scorsa, sì, a Roma. Durante il Festival del Cinema in concomitanza. Sì. Tu hai vissuto l'atmosfera. Vorrei sapere che tipo di rapporto si è creato tra il pubblico del festival, e il ricordo, la memoria e il simbolo stesso del grande Marcello Mastroianni. Io sono stato 2 volte a vedere dei film, il film che Chiara Mastroianni ha realizzato. Chiara Mastroianni ha dedicato un film a suo padre che è uscito l'anno scorso. La figlia di Caterina Deneuve, sì. E quindi naturalmente ogni sera tutta la gente che andava a vedere, diciamo, il Festival del Cinema parlavano sempre di Marcello, perché era stato dedicato a lui. E quindi c'era questa atmosfera della dolce vita di un tempo, non era come negli anni 60, però c'era molta gente perché l'hanno fatta in grande. Quest'anno, diciamo, i tappeti rossi erano molto più vaste, c'erano molte personalità di artisti stranieri. Ma la sensazione della presenza di Marcello Mastroianni, la sensazione si sentiva. Si avvertiva? Sì, si sentiva. C'è stata una retrospettiva? C'è stata una retrospettiva che l'hanno dedicata a lui, che è stata proiettata sia durante il Festival del Cinema, sia al Palazzo del Cinema, dove le hanno dedicato a lui, diciamo, una sala, la sala Marcello Mastroianni a Villa Borghese, e quindi quest'anno durante il Festival del Cinema, diciamo, era tutta per Marcello, anche perché abbiamo visto Chiara diverse volte che è rimasta lì, perché finalmente gli eredi di Marcello non ce ne sono più, c'è soltanto Chiara, perché i parenti sono morti, la figlia che ha avuto con Flora Calabella è morta anche lei, poveretta Barbara, sì, perché io l'ho conosciuta anni fa,
e purtroppo non è potuta venire alla presentazione del libro. Hai avuto modo poi di incontrare Marcello Mastroianni in altre occasioni dopo l'incontro a Montparnasse? Sì, a Montparnasse per 6 mesi noi ci siamo visti, diciamo, di tanto in tanto durante il pomeriggio, perché io ho visto la PS 2 volte, perché normalmente... Quindi lì a Parigi? Sempre a Parigi. In Italia non ho avuto modo di incontrarlo. L'ultima volta che l'ho incontrato in Italia fu in via Condotti davanti al Caffè Greco, che già, diciamo, è morto qualche mese dopo a Roma, e che lui era con 3 persone. Ricorderò sempre perché l'ho scritto, dopo lo racconto. Un'ultima domanda, sì. nel visto breve. Sì. Quale rapporto c'è allora tra Marcello Mastroianni e Marilyn Monroe? Perché tu dedichi una serata al linguaggio cinematografico, sì, da Marilyn a Marcello Mastroianni. E perché per me sono le due... Diciamo, devo ricordare che tu hai pubblicato pure un volume su Marilyn. Ho scritto anche su Marilyn, perché per me l'icona italiana, diciamo, come uomo è Marcello Mastroianni, e l'icona donna è Marilyn Monroe. Ce ne sono tante altre attrici cinematografiche, però per me e per tanti altri critici, diciamo, le due icone sono Marcello e Marilyn, MM. Voilà. E dopo ci sono altri artisti come Audrey Hepburn. Anch'io ho pubblicato un libro che abbiamo presentato anche a Roma, e lei ancora non fa 100 anni. Ha avvertito nel pubblico della presentazione un'attenzione particolare o un attaccamento particolare alla figura di Marcello Mastroianni? Io l'ho sentita perché, diciamo, anche i giovani non è che l'hanno scoperto, tanto Marcello rimarrà sempre, diciamo, come Marilyn, ecco, e quindi parlavano tutti soprattutto quando quelle 2 serate che hanno proiettato il film di Chiara, e Chiara sul suo padre, che era lei che impersonava il padre.